tante volte o spesse volte in questa rotta si sono voluti creare, cioè gli eroi, perché sono stati lasciati soli. Non c'è stato quell'impegno, quel, diciamo, movimento corale che dovrebbe accompagnare l'azione di tutti. Un ragazzo ritorna da scuola per San Marino e sul pullman, siccome c'era molto freddo e dei ragazzi avevano aperto il finestrino, dice loro di chiudere il finestrino. Questi non lo vogliono chiudere, il ragazzo si alza e lo va a chiudere, questi non riaprono. Bene, arrivano a Mirabella in Baccari, scendono dal pullman, 5 ragazzi pestano il ragazzino che aveva osato alzare il finestrino a sangue, va a finire in ospedale a Caltagirone con 1 mese di prognosi. Ma la cosa più grave è che praticamente il papà di uno di questi ragazzi bulli, chiamiamoli così, è andato quasi in maniera dolce a minacciare, scusate il bisticcio di parole, il papà del ragazzo picchiato dicendogli: ma vai a ritirare la denuncia, è una fesseria, cosa di ragazzi. Non è finita lì, perché la sera il ragazzo ricoverato a pianterreno dell'ospedale di Caltagirone, ci sono state delle persone che sono andate dietro la finestra gridando e così via a minacciare il ragazzo, che è stato colto da una crisi di ansia, di panico e così via, quasi a minacciare. Praticamente, oltre a quello che hanno combinato i ragazzi, anche le famiglie vanno a supportare questi delinquenti. E poi vi chiedo ancora una volta: ma la scuola a che cosa serve? A dare titoli di studio? Tra l'altro dietro quel titolo di studio oggi c'è sempre di meno. E allora veramente è un fallimento. Se ragazzi di 15 anni, 16 anni, spalleggiati dalle famiglie, poi si permettono di fare queste cose. Ma veramente dobbiamo chiederci dove vogliamo andare. Se anche bambini piccoli si permettono, a 6-7 anni, di fare gli arroganti. E io non voglio dire che la colpa è solo dei bambini, ma le istituzioni. Una scuola sguarnita dove l'insegnante che cosa deve fare da solo? Le famiglie che non ci sono, altri supporti che non ci sono, e quindi poi quando diventano grandi dobbiamo fare la lotta. Quindi veramente ci vuole un impegno civile e politico importantissimo. Forse se noi diciamo mafia è un tema che potrebbe sembrare abusato, qualcuno potrebbe dire non ne possiamo più. Purtroppo non è un tema ormai vecchio, superato, ma è un tema che ci deve interessare, perché ritengo che nonostante i grandi sforzi è un problema, forse come un mostro, la mafia con tante teste, per cui si rinnova, si infiltra in maniera diversa. Mi ha colpito molto il libro di cui parlerà il professore Mullo. E il nostro autore ha vissuto, capito, l'adolescenza, la fanciullezza e l'adolescenza negli anni più terribili, e questi speriamo siano veramente superati, della realtà gelese. E quindi questi anni l'hanno segnato fino al punto di fargli maturare la decisione di non essere spettatore, ma di essere protagonista in questa lotta contro la forza del male. Da non gelese, ma sono stato adottato dalla città, avverto l'orgoglio di presentare non tanto e non soltanto l'autore di un libro, ma di presentare un cittadino gelese ponendo in seria considerazione il livello della scelta, il coraggio della scelta, che comporta anche atti di eroismo, anche se si tratta di un eroismo, tra virgolette, di vita quotidiana, per il fatto che oggi nella nostra città, nella nostra isola, ma non soltanto, essere veramente uomini e cittadini di vita quotidiana, ecco, significa essere eroi, perché la normalità è diventata un fatto eroico, eccezionale.
mentre invece l'abuso è abbastanza diffuso e molto spesso compreso, giustificato, diciamo anche legittimato. Ho riflettuto moltissimo anche dietro l'invito dell'autore che esplicita questi segni grafici sul punto interrogativo e sul punto esclamativo nel titolo dopo l'indicazione della istituzione Stato, che è stato visto anche da filosofi del diritto, da filosofi della politica, il detentore esclusivo del monopolio della violenza, il quale esercita in esclusiva la violenza sulla base della legge. È nata la legge del mondo greco antico e sotto la legge si diventa finalmente cittadini. Non si è più barbari, diceva Aristotele, si diventa cittadini. Ma la legge è quella che stringe con la obbligatorietà in termini di proibizione. Soltanto quando la violenza è esercitata dallo Stato, e allora può anche nascere la sicurezza dei cittadini, i quali non sono più uomini lupi nei confronti degli altri uomini, perché la violenza esercitata da un individuo su un altro individuo viene impedita dalla forza della legge esercitata a sua volta dallo Stato. Bene, la storia del mondo occidentale ha visto la progressiva, con alterne vicende, affermazione di uno Stato fino ad arrivare all'epoca moderna, in cui non c'è più il Tyrannos a garantire la sicurezza dei cittadini, ma la democrazia viene esercitata dallo Stato con l'investitura che riceve direttamente dal popolo, cioè la norma giuridica che ha la forza cogente della legge viene appunto avere una impalcatura, una vestitura democratica. Che le cose oggi stiano bene c'è da dubitare, però l'autore ha avuto la capacità di disegnare questo processo evolutivo dallo stato di natura dell'uomo, che può essere un lupo per l'altro uomo, alla condizione civile in cui lo Stato impone il rispetto della legge, attraversando il percorso in termini di biografia personale. E questo dà, come dire, carne ed ossa a un percorso ideale che si potrebbe sembrare appunto astratto. Allora il pericolo è questo, che c'è una realtà che esalta la violenza contro la violenza dello Stato. Contro la violenza dello Stato. Bene, io credo che le organizzazioni criminali agiscono non come gli Stati, i quali hanno leggi scritte e quindi in qualche modo rischiano di essere imbrigliati dalla difficoltà della scrittura della legge, dalla difficoltà della sua approvazione in un clima di democrazia, mentre invece le mafie agiscono sulla base della violenza pura associata al comando orale o al comando che avviene attraverso segni convenzionali cifrati. Bene, che cosa vale? Non basta qui soltanto l'azione meritevole, egregia della magistratura, degli organi di polizia, ma ci vuole qualcosa che ha a che fare con la pedagogia, cioè qui una politica pedagogica, cioè una politica educativa, trasmettere attraverso l'azione di una scuola rinnovata una gioia di vivere ai bambini, di vivere nel cielo della legalità, nel cielo della legge, per poter avere rapporti sereni e per poter crescere, perché soltanto attraverso la certezza della legge c'è la possibilità di vivere
nella sicurezza, cioè sinecura, senza preoccupazioni, tranquillamente, e quindi in termini di prosperità, di salute e di bellezza. Io spero, sono convinto che da Cela dovrebbe partire un movimento che segua il nostro autore, non perché tutti diventino carabinieri, per carità, ma che tutti acquistino il convincimento che soltanto lo Stato, la legge dello Stato, vincendo, potrà permettere ai cittadini di vivere in sicurezza, in gioia, in bellezza, senza la paura di poter essere sopraffatti dal malaffare e dalla violenza della malavita organizzata. Quando si parla di mafia, spesso e volentieri si parla, vedendola con diverse sfaccettature, perché la mafia può essere vista in diversi modi, però bisogna sempre fissare due elementi della mafia, che poi anche sono gli elementi cardine del 416 bis: omertà e intimidazione. Questi elementi cardine, spesso e volentieri, sono presenti anche purtroppo nella crescita morale dei nostri ragazzi. Stranamente, già nell'età adolescenziale, molti ragazzi, io ho un ricordo che ho frequentato la scuola del Bronx, Scavone, in un periodo storico particolare, avevano già fissato queste regole: omertà e intimidazione. Io ti scassa ammazzate, riempio di botte e devi stare zitto. Omertà e intimidazione. Cioè, l'omertà e intimidazione, quindi il 416 bis, si può già applicare nell'adolescenza, stranamente, nell'inizio dell'adolescenza. Cioè, queste due parole, questo binomio già è applicabile in certi ragazzi. Però bisogna capire perché questi ragazzi hanno già inculcato questi valori negativi. E allora chiediamoci come cittadini, perché ci sono dei quartieri periferici privi di ogni servizio. Chiediamoci perché esistono dei quartieri anonimi nati in zone poco servite, perché c'è una concentrazione di famiglie disadattate in quel quartiere che non vengono integrate in famiglie normali. Perché creare il ghetto? E allora il problema non è più del ragazzo che cresce nel ghetto, ma il problema della società, che fa? Sceglie di creare una zona franca, una zona parafulmine, per scollarsi di dosso tutti i problemi. Dice: esiste il Bronx, esiste l'Ibrino, esiste il CEP, che cosa possiamo fare noi? Non c'entriamo, questi sono degli emarginati, dei lebbrosi. È semplice. Additare queste persone è semplice. E poi parliamo di mafia. Quindi liberiamoci mentalmente da questi vincoli. Dobbiamo avere una visione a 360 gradi. E delegare le forze di polizia è semplice. Quando ci sono poliziotti, li arrestano. Questo non va bene. Perché in ogni caso non ci può essere un carabiniere o un poliziotto. Non avrebbe senso. Sarebbe lo stato di polizia. E chi magari l'ha vissuto lo stato di polizia sa cosa vuol dire non avere libertà di muoversi, non avere libertà di pensiero e uccidere il proprio modo di essere. Non ha senso, non ha proprio senso. E allora cosa c'è da fare? Essere attivi, partecipare. Ognuno di noi nella società può avere un ruolo. È un ruolo che uno si deve ritagliare, ma deve avere la coscienza morale e civile per farlo. E quindi la professoressa ha detto bene una cosa: la scuola. Io nel libro cito proprio questo: binomio scuola-famiglia sono gli elementi essenziali per una crescita morale del ragazzo. Spesso e volentieri la famiglia manca perché c'è il padre in galera, la mamma purtroppo è impegnata a fare altro, ma lì deve intervenire la scuola. Il professore non può vivere
non può vivere la propria attività lavorativa come un'attività fuori fine a se stessa, ma deve essere un'attività missionaria. Io paragono un professore alle forze di polizia, è una missione, cioè una scelta lavorativa che va fatta con oculatezza, non va fatta perché non c'è niente da fare il professore, non ha proprio senso. E spesso e volentieri la scuola viene sostituita dalla parrocchia, dalla chiesa. Bisogna ringraziare, noi abbiamo un caso eccezionale che è Puglisi, padre Puglisi, con la sua sfrontatezza, ritornando a Brancaccia, Puglisi poteva starsene fuori da Brancaccia, ha voluto ritornare lui, ha sfidato i Graviano, la famiglia Graviano è morto, ma i Graviani sono rimasti, la parrocchia e la fondazione Puglisi è rimasta e ha recuperato tantissimi giovani, figli di affiliati. Io l'altra volta, scambiando dei messaggi direttamente con Maria Falcone, ho letto una cosa che è bellissima. Maria Falcone dice, è una cosa che sicuramente lei ha letto, comunque: spero tanto che domani la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri e professori. Questa non è sbagliata come idea. I ragazzi, e questo lo ribadisco sempre negli incontri che faccio, i bambini non nascono cattivi, i bambini recepiscono esempi cattivi. Gli esempi cattivi sono quelli che non vanno. Io non conosco bambini cattivi. Se il bambino è cattivo vuol dire che ha attorno un esempio cattivo. Quindi quando si parla di mafia non dobbiamo parlare solo di mafia a livello repressivo, perché d'accordo le forze di polizia fanno un lavoro in mano, arresti, tutto quello che sia, ma ognuno di noi si deve porre una sola domanda: ma io in questa società che ruolo ho? Cosa faccio per cambiare questo modus di vivere, questo modus operandi di questa gente? Cosa faccio? Io questi quartieri malfamati li frequento, li conosco, so qui c'è il Bronx, ci sono persone che non sono mai andate al Bronx, io posso garantire che ci giocavo a pallone, poi c'è qualche collega che lo può dire, io giocavo a pallone, io ho giocato a pallone con i cunigliari, io voglio fare un... Ma erano ragazzi, si potevano essere anche disadattati, ma all'epoca erano ragazzi che a me non mi hanno tolto una perna. Poi crescendo, hanno secondo me intrapreso questa strada. Meglio essere qualcuno temporaneamente, essere un lebbroso della società. La scelta è stata quella. Loro per un periodo di tempo si sono sentiti forti, però poi si sa che il risultato è sempre carcere o morte, perché non ci sono altre soluzioni, due sono soluzioni: ucciso e essere ammazzato in maniera anche tragica come un cane, o carcere a vita. E quindi lo Stato vince. Io negli incontri che faccio nelle scuole medie, da ottobre che giro, è proprio quello il messaggio che deve passare. Quando mi dicono i ragazzi fanno a gara per dire, chiedo qual è il film, il capo dei capi, subito. Perché Totorina, Ciocco, la campagna rognonese? Ma Totorina adesso dove gli chiede ai ragazzi? E c'è stato qualcuno di questi ragazzi, in provincia di Catania, portati in galera, che mi ha detto: ma sai che le dico, guarda, raggiungente il retino Totorina, perché in galera? Non sta facendo già in questo momento. Ha vissuto una vita comunque nascondendosi. Questo messaggio deve passare. Poi voglio fare un inciso sui protagonisti e concludo. Secondo me è una discrasia dello Stato. Avere dei protagonisti, avere l'ipotetico colonnello Gianninono, io non lo sono andato scelto, lavoro su strada, o avere l'ipotetico magistrato Tizio. È bello avere il commissariato di Gela, il comando territoriale dei carabinieri, la procura di Gela impegnata nella lotta contro la mafia. Quando emerge un nome fra tanti, vuol dire che c'è una discrasia, vuol dire che qualcuno rema molto meno. E allora secondo me bisogna eliminare questa discrasia, perché 1.100.000 Falcone avrebbero cambiato l'Italia.
Quindi, ricordiamoci di questo, la discrasia è eliminata. Dobbiamo essere tutti, è un lavoro di sinergia, ma il lavoro di sinergia va costruito. Adesso noi ci saluteremo, ognuno andrà a fare quello che poi proseguirà la propria vita lavorativa, altro. Io continuerò il mio lavoro, sempre alla stessa maniera, io non ho avuto mai cedimenti, chi mi conosce lo sa, anzi, più trovo difficoltà e più cerco di raggirare queste difficoltà. Però ricordiamoci che la lotta alla mafia non è una lotta giornalistica o televisiva, non è cavalcare il momento, non ha senso. Non è che io mi alzo la mattina, oggi lotto alla mafia e incomincio. Che senso ha? Mi dovete dire qual è il senso? È una ragione di vita e va costruita nel tempo. Quindi chi lotta alla mafia lotta in una maniera semplice, ma sono esperienze che si vanno a sommare l'una con l'altra. E il risultato poi è quello. E ognuno di noi può avere parola e voce per lottare. Oggi sono cambiate tante cose, ci sono le associazioni anti-racket che comunque sono efficaci. Io stranamente lavoro sul catanese. L'altra volta parlavo con il dottor Pacifico, che è napoletano, la dottoressa Guerrini, Vesciano. Poi c'erano persone che comunque tutte lontane dal nostro contesto siciliano, però impegnate realmente, e l'ho apprezzato. E noi che siamo siciliani non dobbiamo essere tali, dobbiamo liberarci, scollarci di dosso questa zavorra che ci porta. Guardate che quando uno va fuori, io quando sono partito nell'arma, e essere additato come gelese mafioso un pochino mi dava fastidio, sinceramente, con tutto che mi ero dato dei carabinieri, Gela ammazza una persona, che poi quello invece è bello, come dico, mia Gela, avete rotto il sedere, scusate il termine, a 4 pezzi di merda di mafiosi, quello sarà bello, quando domani a livello proprio nazionale i gelesi sono riusciti a debellare la mafia. Secondo me sarà la notizia del secolo, non è la notizia del secolo, sì, gli arresti, ma deve essere una ribellione. E quando colpiscono uno delle istituzioni, ci devono essere 50.000 persone pronte in piazza. Io ho letto a Palermo, ho letto su un articolo che mi ha dato un fastidio. Il quartiere Cazza di Palermo, un quartiere arabo, hanno invitato un cantante partenopeo, un certo Raffaello. Questo è il mio melodico, comincia a cantare. Io sono stato 2 anni a Napoli, c'è musica napoletana in qualsiasi quartiere che. E poi il saluto, un bacio a Bossa, quartiere La Calza, sono cresciuto alcune Borsellino. Io mi sarei aspettato il domani i pullman di quel quartiere, pullman di persone che andavano a fare una manifestazione contro questo messaggio. È passato in cortile. Io per caso l'ho letto in internet, quindi passo il tempo, mi piace seguire. Quindi, dati di fatto, le parole che vanno al vento, ripeto, poi andremo tutti via, dati di fatto, la concretezza, mettendo il meglio possibile. Poi se uno non esce nel risultato bene, mettendo tra virgolette la coscienza a posto, e ha messo il massimo. Quindi la mia speranza è proprio quella. E stranamente il mio libro è proprio quello, l'inno al rispetto delle regole. Se io faccio il carabiniere, devo essere carabiniere per sempre, non posso fare il carabiniere delinquente, non esiste. Non si dice, io non posso fare il carabiniere delinquente. I ruoli sono quelli, uno fa una scelta, non la deve cambiare. E l'inerzia spesso e volentieri è peggio, è la cosa peggiore. Stare lì a guardare è la cosa peggio, stare indifferenti. Quindi prendiamo una decisione. Sì, voglio essere partecipe, voglio essere attivo, voglio fare la lotta alla mafia, sono qui. Non la voglio fare? No. Oppure, aspetta, c'è la presentazione del libro, ci vado un attimo e mi sento antimafioso. L'indomani di nuovo a subire le vessazioni e tutto quello che c'è poi in un contesto come Gela, piuttosto che altri contesti, perché il problema non si pone ormai
un problema globale, perché non è che se vai a Nord Italia non c'è la ramificazione della mafia. La mafia gelese aveva la ramificazione di Liguria con l''ndrangheta calabrese, Gustav Stizio e Gela 2 in tutti i sensi, con la presenza di gelesi e mafia gelese, quindi non ci meravigliamo, tanti posti, però dobbiamo avere la forza di dire no, anche perché loro numericamente sono molto meno di noi. Siamo noi che siamo passivi, siamo delle pecore, guardate, noi siamo di più, la gente del bene è sicuramente di più. Quindi non dedichiamo tutte le forze di polizia. Vi posso garantire, io parlo della mia esperienza lavorativa, le forze di polizia lavorano in maniera ininterrotta, danno il massimo. Quindi io almeno l'esperienza lavorativa che ho avuto io mi hanno dato la possibilità di valutare proprio sul campo che ci sono tanti colleghi che la pensano come me. Quindi hanno intrapreso questo mestiere non perché, né per prestigio, perché poi il prestigio è relativo, né per soldi, perché i soldi sono relativi, solo perché uno vuole fissare delle regole che servono a far vivere bene tutti e a dare la libertà, perché la libertà non è senza regole, la libertà è fatta di regole e alla base della libertà c'è rispetto a tutti. Grazie a tutti e buonasera.